E la fine della carriera, diciamo, a un certo punto, quando avete deciso lei personalmente? Io ho deciso di smettere a Montreal del 76. 76, perché ormai ha detto basta? No, perché non ho fatto la finale che dovevo fare. Cioè nel 76, del 43, 76, a 33 anni, diciamo, era ancora in piena forza. Ma attualmente rendevo, cioè è successo che del 72 sono andato alle Olimpiadi a Monaco, del 76 sono andato a Montreal e una volta arrivato in finale mi sono accontentato di essere arrivato in finale e sono arrivato quinto. Non ho tirato, no, non ho fatto la finale, non ho tirato come volevo, io l'ho fatta la finale, però non l'ho fatta mentalmente come l'ho fatta nella finale olimpica. Cioè, e quindi è stata tu devi cercare una sua condizione psicologica interna, diciamo. Mi sono accontentato, ho detto quando uno si accontenta è ora di smettere. È ora di smettere, quindi lei ha avuto la consapevolezza che era giunto il momento di smettere, perché non è facile ovviamente, no. tutt'altro. Ma si arriva, più o meno arrivano tutti all'età di dover smettere, no? O prima o poi, solo devi riconoscere qual è il momento giusto. Si è fatto 3 Olimpiadi, insomma lei? Sì, 3 Olimpiadi come atleta e una come allenatore.